L'iniziativa Una piazza per Camilleri ha coinvolto diverse città d'Italia e come poteva Porto Empedocle, la sua Vigata, non mobilitarsi? Ma a precedere il paese natio del papà di Montalbano ci ha già pensato Palermo. Ora il comune, guidato da Ida Carmina, sta vagliando diverse possibilità che, spiega il primo cittadino, sono state già sottoposte alle figlie e alla moglie per avere il loro parere. C'è stato detto, racconta da Carmina, che Nenè aveva un luogo del cuore quando arrivava in città, cioè il grande piazzale che si trova tra l'ingresso del porto, la torre Carlo V e l'area della scuola elementare. Ogni volta che Camilleri tornava a Porto Empedocle rimaneva incantato a guardare soprattutto il mare che si intravede dal porticciolo. Ma per intitolare la piazza a Camilleri serviranno diversi passaggi burocratici. La legge, nel caso di intitolazione ad una persona, stabilisce che nessuna strada o piazza pubblica possa essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, prevedendo però delle eccezioni che devono essere autorizzate dalle prefetture e passare comunque dalla commissione toponomastica.